Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriele Castelli e vi saluto da Federvini. Quest'oggi presenterò la situazione vendemmiale francese. In Francia le forti gelate che hanno colpito tutte le regioni viticole del paese nella primavera di quest'anno hanno fortemente compromesso il raccolto 2021, tanto che le prime stime diffuse dal Ministero dell'Agricoltura di Parigi parlano di una vendemmia che si dovrebbe aggirare tra i 32 e i 35 milioni di ettolitri. Si tratta di una vendemmia molto scarsa. Se prendiamo gli annali, dobbiamo risalire al 2017 o al 1991 per trovare un'altra vendemmia così scarsa. E se invece andiamo a guardare le differenze sia rispetto allo scorso anno sia rispetto alla media quinquennale, la forchetta della riduzione della produzione di vino si aggira sempre tra un 20% nella migliore delle ipotesi fino al 30%, quindi con perdite di un terzo del prodotto nelle peggiori delle ipotesi. L'abbiamo detto, la causa principale di questa situazione è da attribuire al gelo che ha colpito tutte le regioni del paese. In maniera particolare sono state interessate le regioni della Borgogna, la Valle del Rodano e il centro del paese. Come varietà le più colpite sono state sicuramente lo Chardonnay e il Merlot. A questa situazione di difficoltà generale causata, come abbiamo detto, da un meteo primaverile non di certo favorevole, si devono aggiungere le malattie che a causa dell'umidità, soprattutto nelle prime settimane dell'estate del 2021, ha interessato diverse regioni del paese e che ha favorito lo sviluppo di malattie. Attualmente il vigneto francese sta lottando contro fenomeni di peronospora, fenomeni di oidio e in alcuni casi anche di botrite e di black rot. Al momento non è ancora possibile quantificare possibili cali produttivi dovuti alle malattie che si sono sviluppate nel vigneto francese. Accanto a questo va ricordata la situazione di siccità e purtroppo anche degli incendi che hanno colpito le regioni del bacino del Mediterraneo e quindi la Provenza, il Languedoc-Roussillon. Se vogliamo fare un focus su quelle che sono le principali e forse più rinomate regioni viticole francesi, in Champagne si prevede una produzione inferiore del 30% rispetto allo scorso anno, molto colpita, abbiamo detto, anche la Borgogna, mentre a Bordeaux i danni maggiori si riscontrano nelle aree a nord della Gironda e nell'area di Saint-Emilion. Grazie e arrivederci. Ciao amigos, saludos desde España. Gracias por Grazie per avermi invitarme un año invitato más anche a compartir quest'anno las per cifras condividere assieme a voi le del cifre cosecho sulla de stima uva del en raccolto nuestro país dell'uva nel como nostro tercer paese come productor terzo dell'uva en produttore importancia. europeo. La cifra Le que cifre esperan che las si aspettano le cooperativas aquí cooperative en qui in España Spagna se ha sono a corregido a la ribasso, baja. Ha ci habido sono stati episodios episodi di de tempesta e ventiscos, de tormentas, nevicate, y en ese si sentido prevedevano hace unos meses quantitativi esperaban maggiori algo di más de uva uva de lo que rispetto a hoy quella che se está stanno ya recogiendo, raccogliendo, confirmando confermando temas così importantes en contrazioni zonas importanti vitícolas nelle del zone país. vitivinicole del Desde primeros de paese. agosto se está recogiendo Dai las primi di variedades más agosto si tempranas stanno en raccogliendo le zonas del varietà sur, precoci, fundamentalmente aquí en principalmente Castilla-La nelle Mancha. Os zone del hablo sud. desde la In provincia de Toledo. Castiglia-La A partir Mancia, ahora de da dove vi septiembre parlo, ocurrirá nella en provincia di Alampropeso Toledo, a el vino partire da tinto, la settembre si uva entrerà nel tempranillo vivo della Cécile vendemmia y después procedendo continuará con il con vino los blancos, la rosso, uva mayoritaria l'uva en otras tempranillo variedades. o Como digo, las sensible e cooperativas han corregido a la successivamente con i baja las cifras de bianchi, cosecha y en l'uva este momento maioritaria, España no Irene cree e que altre lleguemos a varietà. los 40 Le millones cooperative hanno de hectolitros. calcolato in Se ha ribasso quello che corregido si bastante. aspetta della Una estimación raccolta. que hace In apenas Spagna un la mes se daba por produzione encima si de los pensa non possa 42 raggiungere i millones en este 40 momento milioni di quedaría ettolitri. la cosecha en Un mese 31 fa la millones stima era al di de sopra dei hectolitros. 42-43 La milioni. productora que es In questo Castilla-La momento Mancha, la raccolta la si mitad del vino de todo el país aggirerebbe sui prácticamente, 39 aquí milioni di la estimación de ettolitri. las cooperativas habla de Nella regione 22 di millones y Castiglia-La Mancia medio della de Spagna, hectolitros. al Hace primo un mes posto per esperaban produzione, unos con la 25 metà millones. Por di lo tutti tanto, i en vigneti resumen, del se habla de paese, una le cosecha cooperative corta, parlano di muy corta, 22 que unido a las cifras a 0,5 milioni la di baja también ettolitri, de países mentre como un mese Francia o fa si Italia, aspettavano cree el sector que se abre una 25,5 milioni oportunidad di de mercado ettolitri. importante para Riassumendo, relanzar si la parla di economía una raccolta vitivinícola corta después de insieme esta alle perdite pandemia di que ha retrasado Francia-Italia los per il canales de venta más settore. importantes Credo como si el apra mercado nacional, un'opportunità Horeca, la importante per restauración, il la hostelería. mercato per Hay rilanciare il señales positivas settore en dopo España, questa no solo en el pandemia vino, también
che ha paralizzato uno dei canali di vendita più importanti come Horeca, la restaurazione, la hostreria. In Spagna ci sono segnali di un aumento del consumo, così come per le esportazioni. Da aprile ad oggi si evidenzia un ritmo di crescita importante. Alla fine del mese di luglio le rimanenze in Spagna erano moderate. Le problematiche non erano così critiche come credeva il settore, che da un anno chiedeva all'Unione Europea contributi per sostenere il settore. In questo momento in Spagna già non si parla di queste misure, sembra che la situazione si sia assestata. Nelle aspettative di più consumi e di una campagna corta, non soltanto qui ma anche in Italia e in Francia, il settore respira una certa tranquillità. Anche i prezzi si sono riattivati. Da un mese le cooperative più importanti di vino in Spagna hanno chiuso operazioni a prezzi interessanti prima di avere il prodotto. Si parla di consegne per la fine dell'anno o per i primi mesi dell'anno prossimo, quando il vino nuovo sarà disponibile. Questo è un segnale positivo per il settore che esce da un anno difficile. Fino al mese di marzo non si vedeva la luce. In questo momento c'è speranza in Spagna. Si crede che si possa risalire dopo questa brusca frenata del 2020 come conseguenza del coronavirus, non soltanto da noi, ma anche in Europa e in altri paesi strategici. Molte grazie, saluti dalla Spagna, buona vendemmia a tutti, speriamo che il settore recuperi posizioni. Mi dispiace di non aver potuto fare il video vicino ai vigneti, ma volevo che questa informazione arrivasse a voi in tempo per l'incontro. En el campo. Gracias y hasta el año que viene. Chao.